Siamo col vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin. Lei è stato sindaco fino all'altro giorno di Musile di Piave, per cui ha sempre frequentato la conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Bene, adesso è stato deciso di fare i due pressi, quello di San Donà e quello di Portoguaro, i due ospedali praticamente. Qui tutti dicono, tutti scrivono, tutti parlano. Sentiamo la voce della Regione, almeno così capiamo esattamente come stanno le cose. Io devo dire che, e sono molto onesto in questo, da sindaco vedo come una sconfitta del territorio la rinuncia dell'ospedale unico. Io sono sempre stato e voglio essere coerente fino in fondo. Sì, è vero, lei è sempre stato uno di quelli che puntava all'ospedale unico per superare i campanilismi, per superare e guardare con lungimiranza la sanità nel Veneto orientale. Non siamo più il comune che ha il campanile al proprio orticello, dobbiamo guardare a ottimizzare le risorse che abbiamo, sempre minori risorse, ma soprattutto aumentare quella che è la capacità di attrazione anche verso la sanità di altre regioni e di altre ASL. Questo andava fatto secondo me con l'ospedale unico. Abbiamo visto che la politica territoriale non ha saputo dare una risposta entro i termini prefissati dalla regione stessa e il presidente Zaia giustamente ha detto adesso decidiamo noi. Decidiamo nel senso che manteniamo i due plessi, quelli di San Donà e di Portoguaro. Starà a noi adesso la politica locale rimodulare anche quelle schede che sono depositate e sono legge regionale per avere ovviamente una maggior copertura e una distribuzione di tutti quelli che sono poi i riparti, le patologie appunto che sono interessate e per dare la possibilità agli utenti del Veneto orientale di avere una sanità d'eccellenza con questa scelta che ritengo sia una scelta non calata dall'alto, perché la regione ha dato ampi spazi di manovra ai sindaci per trovare una soluzione. Questa ai noi non è stata trovata e adesso quindi questi due plessi, San Donà e Portoguaro, andranno sicuramente rimodellati, andranno sicuramente rivisti dal punto di vista sia infrastrutturale, perché hanno bisogno di investimenti ovviamente importanti, ma anche dal punto di vista delle eccellenze che vogliamo avere sotto forma di macchinari e quindi dotazioni anche importanti per mantenere le risorse umane e quindi i medici e i primari d'eccellenza e non farli scappare come spesso purtroppo anche succede. Ma per il punto nascita non possono essere comunque due, uno a San Donà e uno a Portoguaro. Comunque alla fine con questa rimodulazione delle schede verrà un punto nascita. Questo è previsto ad oggi e questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non lo dice ovviamente Gianluca Forcolino e il presidente Zaia. Sotto un certo numero di parti è pericoloso, è dimostrato che è pericoloso tenere aperto un punto nascite. Oggi i numeri di San Donà e Portoguaro sono questi, va fatta una seria analisi, ma non politica, qui tecnica, per capire, perché non possiamo mettere a repentaglio ovviamente la vita dei nascituri, quindi non è qua una questione politica. Io qua la demanderei proprio alla situazione tecnica che deve dirci cosa è possibile fare, sempre nell'ottimizzazione delle risorse, però alcune scelte vanno prese.